Salute a tutti. Da esu 23 di aprile a su 2 de maio la regione ha piccato parte a Saviera Internazionale della Sardegna che è arrivata a 68 edizioni. Considerata l'esperienza positiva dell'anno passato, difatti la Direzione Generale della Comunicazione ha deciso debba essere quest'anno pure in un stand e un programma pieno di attività. È una opportunità di primore però facilitare sul dialogo entre la regione e sor cittadinos e pro dare servizios de profetto a sa comunità. Sapunna fitti questa idea per la regione a su cittadino e cominciare un traballo compartito pro mezzorare so servizios o chi data a regione Mattessi e dare pruscara sa soddisfazione de sos utentes. Pro de che die sos operadores de sa rete de sos URP chi sono sos ufficios o relazione chi su pubblico hanno garantito sos servizios o chi sos ufficios regionales va che ne affittiano pro narre l'esattivazione desa tessera sanitaria e si sportello Eurodesk de SURP desa presidenza. Ischinde chi sa formazione de sor dipendentes e mescamente de custos chi depen trattare chi sa gente este de importu umannus a comunicazione istituzionale ha fatto entrare sa programmazione neurolinguistica e sa tecnicas de formazione a sos ufficios chi sapuna de dare motivazione profettosas a sos traballadores e de los azzudare a mezzorare. In sintesi de Saviera vinzas a su pubblico a potiu compartire custandala chi s'azzudu de professionistas impinnaus in seminarios de formazione supra sa comunicazione paraverbale e non verbale, ma vinzas a seminarios motivazionales e laboratorios pro totus. Sono alla Fiera di Cagliari e sono con Riccardo Porcu che è il direttore del servizio comunicazione istituzionale della regione. Innanzitutto gli facciamo dire che cos'è questo servizio comunicazione istituzionale, che sembra un nome altisonante, però secondo me un chiarimento ci sta tutto. Benissimo, buongiorno. Allora, il servizio è il servizio comunicazione istituzionale. A dirla tutta sarebbe comunicazione istituzionale, trasparenza, coordinamento degli uffici, relazioni con il pubblico, come potete vedere, ed archivi. Quindi ci occupiamo dalla comunicazione istituzionale, quindi operando nei mix dei media, trasferendo la comunicazione istituzionale appunto, fino alla conservazione degli archivi, ma in particolare mi fa piacere anche così valorizzarlo qui oggi, la rete degli uffici relazioni con il pubblico. Sono 35 in tutto il territorio regionale. Qui voi state facendo secondo me un'operazione lodevole e meritoria, perché chi viene alla fiera vede che cos'è la regione, di che cosa si compone, e gli URP secondo me sono l'interfaccia dell'amministrazione col cittadino. Com'è che è venuta questa idea? Allora, intanto il merito è loro. Abbiamo uno staff straordinario, quindi persone che lavorano con le persone, abbattono le barriere tra noi servitori e il cittadino, e l'idea è venuta dai continui brainstorming che facciamo con i colleghi in un percorso di formazione continua che abbiamo attivato in particolare e potenziato nell'ultimo anno e mezzo sul coaching, sulla PNL, sulla comunicazione efficace, sull'organizzazione, e quindi idee nate dai colleghi. Mi viene in mente Cristina Massa, la dottoressa Massa, che coordina la rete degli uffici relazioni con il pubblico e che ha pensato di sfidare ulteriormente quest'anno erogando ancora più servizi qui in fiera. Il cittadino ha bisogno di un contatto diretto, chiaro, che gli dica appunto che cosa serve, cosa deve fare. Ecco, in che direzione sta andando quindi? Bene.
La direzione è quella del cittadino. Il cittadino sa chiaramente che cosa vuole e ce lo dice chiaramente. Era importante confermare anche l'organizzazione nel layout. Osservate che la disposizione degli stand è così articolata. Al centro una sala aperta dove noi eroghiamo la formazione, aperta al pubblico. Per la prima volta il pubblico può vedere come noi formiamo gli operatori, può intervenire, può partecipare, può collaborare. Attorno a questo centro, che è la presidenza della regione, troverete stand degli assessorati, troverete stand degli enti, delle agenzie, perché per il cittadino non c'è differenza fra regione, ente, agenzie, assessorati, c'è la regione e quindi stiamo cercando insieme di unire queste parti e devo dire con grande soddisfazione. A proposito dei vari workshop, dei vari seminari che avete organizzato, la comunicazione è sempre al primo posto. Sì, la comunicazione, perché come giustamente ha detto, l'ufficio relazioni con il pubblico è il porto nel quale approda il cittadino. Non possiamo fallire, non possiamo sbagliare, perché errare per 30 secondi significa errare nelle generazioni. Una persona che ha avuto un comportamento inaccettabile in uno sportello racconta questa esperienza per la vita. Ecco, la regione non si deve permettere questo rischio e servono professionisti che sono preparati. La comunicazione è un mestiere serio che va fatto da persone brave e competenti, non io ovviamente, ma i miei colleghi lo sono sempre di più. Attenzione particolare anche alla formazione, come ha giustamente accennato prima. In che modo? Cioè il dipendente regionale che dovrà occuparsi appunto di essere l'interfaccia col cittadino, come si prepara? Come lo state preparando? Bene, allora la dottoressa Massa, che coordina l'ufficio relazioni con il pubblico, è giornalista, è counselor, è coach professionista, è comunicatore pubblico. Ecco, trovando le figure chiave nei posti chiave è facile poi circondare attorno a queste persone competenti che riconoscono la professionalità e desiderano acquisirla. Quindi formazione continua, ogni 20 giorni i migliori esperti del mondo, potremmo dire, vengono pro bono a farci formazione con rimborsi simbolici davvero e ci fanno crescere e il risultato si vede. E noi siamo contenti di essere qua, di documentare questa crescita questa è l'intervista al direttore della comunicazione istituzionale, ma vedrete anche cosa c'è, vi faremo vedere anche altre cose. Intanto grazie. Grazie a voi. Regione plus sempre ischelada, plus accurzu a sor bisonzoso desor cittadinoso è una regione che mudata pro essere esempio plus capassa e fazzendina, digitalizzazione, trasparenza e anticorruzione, procedura a plus simprese pro si sviluppo e s'internazionalizzazione desas impresas, insomma una regione che promuove tesa cultura e sa partecipazione. Su progetto Camineras naschiti proprio pro affortiare questa punna desa regione, cussa de sviluppare sa relata de comunicazione, dialogo e fiducia entre sa cittadinanza e sente, ma in una maniera nuova, una maniera più moderna.
Dunque Satamania un camper ufficio de surp desa presidenza desa regione Sardegna che ha inaugurato proprio in sinteri de Saviera. Questo urp viazzadore da maio a tafacchere pasadas in medas comunes pro addobbiare sus cittadinos de tutta sa Sardegna, dare servizios o informaziones in sas prattas e accurziare sa regione a sas comunidades ed in portu su zone de su confessionale. Sos cittadinos mescamente sos pruzzofanos a podere narrare su chi pensano desa regione, dare su contributi solo chi in cussizos o ideas e finzas criticas. Sos servizios de surp dunque sono a domicilio, andano a sos comunes e sa regione è andata in mezzo de sa gente. Dentro un camper e voi direte ma che cosa ci fate dentro un camper? È un'idea bellissima questa perché fa parte del progetto Camineras. Adesso sempre il direttore Riccardo Porcu ci dirà che cos'è questo progetto e vi diremo anche come potete venire anche voi se volete dentro questo camper e dire la vostra, il progetto. Il progetto è ascoltare il cittadino. Ascoltare il cittadino, intercettarlo. Il Presidente ci ha chiesto di avvicinarci, di collaborare con le persone, ci ha chiesto di costituire un osservatorio sulla comunicazione pubblica strategica e tra le tante idee, questa è un'idea veramente bella, poi avremo anche una particolarità da descrivere. L'idea di Camineras nasce dall'idea di Giampiero Plumitallo, che è responsabile del progetto, serve per avvicinarsi al cittadino. Andremo nei paesi, negli eventi più significativi durante l'anno, a chiedere alle persone di criticarci e di nominarci. La particolarità di questo camper è che c'è un confessionale. Io credo che non ci sia nessuno che guarda la TV che non sappia cos'è un confessionale. Ecco perché criticarci. Cosa deve fare chi entra nel confessionale? Essere sincero, aiutarci a migliorare. Quale migliore occasione nell'essere sinceri per migliorarsi? Abbiamo bisogno che il cittadino sia franco, quindi in un minuto di intervista, in 30 secondi, ci dirà le criticità, le difficoltà che ha nel leggere l'amministrazione e possibilmente nei successivi 30 secondi una proposta o anche una curiosità che ci consenta di migliorarci, capendo quali sono le difficoltà, le opportunità che possono trasformarsi appunto in progetti e lavori e da lì partiremo per essere migliori. Tra l'altro il nome è evocativo, Camineras, sentieri, perché appunto come abbiamo detto questo camper girerà per i paesi dell'interno per avvicinare la regione alla gente. Per cui quando vedrete questo camper che è riconoscibilissimo con la scritta Camineras, avvicinatevi perché avete la possibilità di criticare la regione. Ovviamente l'abbiamo detto e lo ripetiamo sempre nei limiti della decenza, questo è dell'educazione. Quando parte è già operativo? Sì, lo stiamo presentando qui alla Fiera Campionaria di Cagliari, partirà a fine maggio con delle tappe che decideremo insieme al cittadino. Ci sarà un sito dedicato e un applicativo, quindi ci troverete nei social, ci troverete in internet, ma soprattutto ci troverete nei paesi, tra la gente. Il cittadino deve aspettare che facciate una comunicazione ufficiale
dovrà andare sul sito della regione, presumo, e quindi sarete informati e loro vi aspettano perché sono bravi. E poi dai, approfittiamo di questa occasione che ci stanno dando per dire quello che pensiamo e soprattutto per proporre soluzioni, perché serve anche questo, no? Certo, il Presidente ci ha chiesto, articolo 3 della Costituzione, eliminare le barriere e gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. Dobbiamo stare tra la gente, accettare di essere fallibili e riconoscere a noi stessi che dobbiamo migliorare. Grazie. Sapunna desa regione dunque est de dare servizio a su cittadino a 360 gradi e SURPU è uno dei strumenti organizzativi principali prova che scusta vaina ed è per promuovere le attività della pubblica amministrazione garantendo a su cittadino la possibilità di compartire le informazioni sul documento, sulle procedure amministrative e finché a dare a sul cittadino servizio l'estro che in pruspaca burocrazia. Una regione che cambia attacca una pubblica amministrazione più efficiente e più trasparente e rendete più facile la vita di tutti i cittadini. Sempre si chinde custandala de contare de questa regione chi saperiti a suo pubblico e chi este a suo servizio dei cittadini che napura chi veni puro a musu a fa vedere de un'altra bella vaina fatta questa volta da esassessorau a agricoltura. L'assessorau a agricoltura in ambito dei sports fairs pro os imprenditores e agricolos o sardos pro promuovere tutte le attività che si va che ne ha separà una maniera nuova, moderna pro los pubblicizzare. Ha fatto una web serie Lost in Sardinia. La musuva vedau de questa serie e de questa maniera nuova di accurziare a sa gente mescamente a sospruzovano chinne Maria Giuseppina Cireddu e chinne Nicola Sassu che sono proprio direttore e funzionario dell'assessorau a agricoltura. Nicola Sassu ha tasi chiusu progetto sono andato ambos in giro pro la Sardegna a conoscere questi imprenditori agricoli su pruzovano che si sono posti in gioco e hanno deciso o desicchire su chi va chi hanno su genitori, su babbo e sa mamma o vinzasa de aperrere attività del novasa. Abbiamo intervistato Vinzasa su regista di questa web serie Davide Melis, che nos ha contato come sti stata questa relata che sa gente, de come hanno scoperto un mondo nuovo e de come a volte abbiamo un'idea irballata o forse qualche pregiudizio sopra questo mondo che è scusso dell'agricoltura, che invece è un mondo moderno, che giovani che sono aperti a questa tecnologia nuova e de come Vinzasa noi da evora podemos viere chi no cror differentes e tutto su chi girata a inghirio de questo mondo. Abbiamo cercato di trovare degli strumenti innovativi, dei percorsi innovativi che attirassero l'attenzione delle persone. Infatti nel corso dell'esperienza ci siamo resi conto che lo spot istituzionale o anche il semplice racconto non aiuta il pubblico a focalizzare l'attenzione e capire realmente quello che facciamo. E quindi abbiamo voluto far parlare direttamente i beneficiari dei finanziamenti, che sono anche imprenditori agricoli, in una cornice artistica che catturasse l'attenzione. E quindi abbiamo trovato una ragazza che praticamente è stata costretta dal professore universitario a fare una ricerca sul mondo agropastorale in Sardegna e va a trovare le singole aziende che così raccontano la loro esperienza. Sibyl Anreif? Sono io. Salve. Buongiorno. Dunque lei vuol fare una ricerca di marketing sul mercato discografico indipendente. Punk marketing, per la precisione. È un virtuosissimo esempio di consapevolezza sociale applicata all'economia di mercato. Vedo che ha indicato come sede di lavoro Londra. Esatto. Non ho sbagliato, signorina. Ma è la sede più adatta per quel tipo di indagine? Non ne dubito. Però al nostro dipartimento diciamo che il mercato discografico proprio non interessa. Cosa? Vede, la vera rivoluzione sociale, culturale di mercato accade in ben altro ambito oggi. Noi le abbiamo dato questa borsa di studio perché ci piace il suo progetto.
però il campo di lavoro è un altro, Che campo? il mondo rurale sardo. E tu che gli hai detto? Niente. Mi sono alzata e l'ho mollato lì, col suo mondo rurale. Check, check, Che poi io la odio la campagna. check, check. Ma tu avevi bisogno di quella borsa. Pazienza, mica ho deciso io cosa devo fare. Check, check. Mi fa piacere che abbia trovato migliori consigli, gli ho fatto preparare le schede di ogni azienda, di ogni prodotto. Grazie, molto gentile. Adesso non si trattenga di più, vada perché si deve riposare, la vita in campagna è impegnativa, è faticosa, anche per voi giovani che non siete abituati a lavorare molto. Prego. Le ho inviato le schede dell'azienda, le ha trovate? Sì, prof. Bene, me le rimandi compilate in ogni sua parte e eviti per favore di aggiungere quelle doppie chiotte con le sue impressioni sui produttori. Sta facendo un'indagine di mercato, non ci interessano le persone, ma i prodotti. Ma sono importanti anche i produttori per meglio focalizzare il prodotto. E poi ne sto scoprendo davvero di interessanti. Sì, certo, peccato però che delle sue scoperte non me ne faccio proprio nulla. A proposito, vedo un po' se riesce a farti dare qualche bottiglia di vino dall'azienda. Domani una cena a casa. Pensavo di essere qui per un'indagine di mercato, non per fare da corriere del vino. Che ogni tanto è anche simpatica. Complimenti, signorina. Ci sentiamo. Hello! Mister Massimo, Sì, piacere. piacere. Che bel colore, che Grazie. bel taglio. Grazie. Magari più tardi possiamo fare un nuovo taglio, qualche trattamento, darti un po' di più luminosità. Quindi lei è un apicoltore, E viticoltore? anche parrucchiere, sto 20 anni a Londra. A Londra. Sì. Welcome to my office. Thank Prego. you. Sono partito a Londra quando avevo circa 23 anni, fare un'esperienza così fuori all'estero. Lì per caso ho trovato lavoro in un salone, mi è piaciuto molto il mondo della moda e della musica, sono riuscito a qualificarmi, sono diventato parrucchiere e sono riuscito a aprire un salone. Sono arrivato ad avere 11 dipendenti. Dopo 20 anni a Londra ho deciso di entrare qua per dare una mano all'azienda familiare. Mio padre aveva problemi di salute e ho scoperto altri valori. Questa è mia mamma, la mia perigina. Buongiorno signora. Ciao Come andiamo? Massimo. Bene? Tutto bene? Sempre al lavoro? Sempre al lavoro. Ci Ti vuole? presento Civil. Ciao, Civil è Teodora. qua per fare una piccola intervista. Era il sogno di Babbo di avere la sua cantina, ci siamo riuniti assieme, in casa e famiglia, e adesso con orgoglio possiamo dire che stiamo facendo dei vini eccezionali. Loro facevano anche apicoltori, ho iniziato a lavorare con le api dove mi sono innamorato di questo mondo, ho contatto la natura. Ci si innamora della campagna. Della campagna, sì. Adesso se sei pronta ti porto a fare un giretto con le api, visitare le mie apine. Dai, andiamo. Ciao ma, ci vediamo dopo. Mi sento un palombaro. Sei una palombara. L'apicoltura non è una cosa pericolosa. L'operazione che stiamo facendo adesso è raccogliere un po' di polline, un ottimo integratore naturale, buonissimo. Guarda, puoi direttamente mangiarlo così. Bisogna aiutarle queste api che purtroppo le stiamo
distruggendo e grazie a tutti ai pesticidi che ormai si usano in agricoltura, le api le stiamo avvelenando, stanno morendo. Vieni tranquilla, non fanno nulla, guarda. I miei genitori facevano già gli apicoltori e ho iniziato a dare una mano a loro. Ho preso libri, ho iniziato a leggere, informarmi in internet, ho trovato un lavoro in Nuova Zelanda per cercare di imparare il più possibile. In agricoltura devi usare pesticidi, per fare il legno tagliamo le foreste, per fare l'apicoltura migliora la natura, quindi è la cosa bella che ti fa sentire, non è solo la cosa finanziaria, ma è l'impatto che stai facendo nel tuo piccolo alla natura. Andiamo a casa, assaggiamo un po' di miele e ci facciamo un po' di colazione col polline. Ho del vino per lei, Ah, bene, però non posso portarlo da sola. Passa a prenderlo? le mando la mia assistente. Assistente? Lei sì che è un vero gentleman. Galantuomo, vuol dire benissimo galantuomo, non siamo a Londra. Chiamerò per un po', purtroppo devo dirle che non ci andrà. Anzi, si prepari che domani ha una bella tappa impegnativa. Quindi arrivederci, mi raccomando, non si muova dal pullman finché non vede la mia assistente. Siamo intesi? Scusi, le dispiace se le lascio una bottiglia di vino? È buonissimo. Volentieri. Sa, è pesante e io devo proprio scendere. Grazie. Arrivederci.